Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Oggi colgo l'occasione di questo post per ringraziare un'amica che ci ha omaggiato di queste opere. Sì, perché in realtà si tratta di vere e proprie opere che lei ha realizzato con i sassi del nostro macero. Sono stati dipinti ispirandosi a Valgrande e questi sassi proprio, che sono un regalo in nome della nostra amicizia, sono realizzati con i sassi del nostro macero, che quindi sono un luogo a noi caro perché è una riserva d'acqua che ancora c'è nelle campagne, dove nel tempo i nostri nonni andavano a macerare appunto la canapa. Quindi vediamo che qui a Valgrande le persone che passano lasciano il loro segno, lasciano un contributo. Infatti basti pensare che questi sassi che sono stati dipinti hanno nel retro una frase, e la frase di questo particolare sasso è: metti una poesia nella vita di tutti i giorni. Quindi ognuno di noi lascia un segno e noi qua a Valgrande lo facciamo anche, speriamo, con i nostri menù e con i nostri piatti, che nel fine settimana sempre si ispirano alla stagione e ai prodotti del territorio. Infatti i nostri ospiti, quando se ne vanno e si alzano da tavola, mi dicono sempre: Monica, io sono tornata indietro nel tempo e mi sembrava di assaggiare i piatti che preparava mia nonna. Questo è il segno che noi cerchiamo di lasciare con le nostre preparazioni, ripeto, stagionali, tipiche di questo territorio e che seguono la tradizione familiare. Se siete curiosi di venirci a trovare e di provare anche voi a fare un passo nel tempo, io vi invito a passare qui da noi, prenotando sempre però il vostro tavolo attraverso i contatti che troverete tra le pagine social o tra le pagine del nostro sito. Per il momento io posiziono i miei sassi e torno in cucina. Ciao!